Rogo nella sede distaccata di Contarina a Treviso, distrutti 4 mezzi per lo sfalcio del verde pubblico e numerose attrezzature, compromessi anche 3 veicoli della protezione civile del comune. Si tratterebbe di un incidente. Dai giocattoli ai cosmetici e l'abbigliamento, maxi sequestro di prodotti cinesi pericolosi da parte della Guardia di Finanza di Treviso, che ha anche denunciato 31 persone. 789 casi positivi nuovi nella Marca nelle ultime 24 ore, ma l'indice R-Conti è sotto l'1 in Veneto. A Treviso scendono i ricoveri. Da Zaia lettera al Ministero della Salute per chiedere parametri uguali in tutta Italia nel definire la curva dell'epidemia. Le tensioni dell'ultima settimana tra Camere di Commercio e Treviso sulla gestione del turismo sono deflagrate oggi pomeriggio, saltata la cabina di regia dell'OGD. Estesa l'ordinanza antismog di Treviso fino al 31 marzo 2021, non ci saranno nuove limitazioni o divieti alla circolazione per gli Euro 4. I verbali elevati nei confronti degli ecovandali affissi nelle bacheche delle palazzine in cui vivono, campagne di sensibilizzazione della Polizia Locale di Treviso contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Per noi la montagna è la vita. Domani sera manifestazione a Cortina d'Ampezzo contro i danni all'economia causati dal DPCM dalle 17:30, categorie economiche in piazza e 1 chilometro di passeggiata nel cuore del paese. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque la cronaca in primo piano, la cronaca del rogo che ha devastato mezzi e attrezzatura all'interno della sede distaccata di Contarina a Treviso nella notte. Ecco quello che rimane delle attrezzature andate distrutte in un incendio divampato la scorsa notte nella sede di Contarina in via Santa Barbara, Treviso, nell'unità operativa per il servizio del verde pubblico all'interno di un'area di proprietà del comune. Le fiamme hanno divorato i macchinari per lo sfalcio dell'erba, ma anche dei mezzi della protezione civile, la cui sede è a pochi metri dal ricovero attrezzi dove si è sviluppato il rogo. Un rasaerba si è incendiato questa notte. E poi l'incendio si è diffuso coinvolgendo altri mezzi sempre di Contarina e purtroppo anche 3 della nostra protezione civile che hanno subito dei gravi danni. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, il cui comando si trova a poca distanza dal deposito. Il bilancio del rogo pesantissimo, distrutti 4 mini trattori per lo sfalcio dell'erba, decespugliatori, motoseghe, rasaerba, soffiatori e altro materiale. A questo si aggiungono i 3 veicoli della protezione civile gravemente danneggiati. La stabilità del ricovero, invece, anche se danneggiata, non pare essere stata compromessa. Adesso sono in corso le indagini della squadra mobile di Treviso e dell'ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco per capire le cause dell'incendio. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Stanno indagando per scoprire le cause, ma al 90% pare che ci sia stato appunto questo piccolo cortocircuito, anche visto le immagini della videosorveglianza. Il sindaco Conte si è recato sul posto per un sopralluogo insieme al direttore generale di Contarina Michele Rasera. I locali sono interdetti fino a lunedì, poi potremo fare la conta effettiva dei danni e capire se si può salvare qualcosa, ha spiegato Rasera. Ci saranno alcune ripercussioni nell'esecuzione degli interventi programmati per i prossimi giorni, ma ci siamo già attivati, ha concluso il direttore generale, per sostituire mezzi e attrezzature andati in fumo e per garantire la continuità del servizio. E poi il blitz della Guardia di Finanza di Treviso, il sequestro di prodotti pericolosi. Articoli elettrici ed elettronici, dispositivi medici, giocattoli, cosmetici, capi d'abbigliamento, casalinghi, prodotti per l'edilizia. Sono solo alcuni dei 682.722 prodotti pericolosi di fabbricazione cinese sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso. Il valore commerciale della merce recuperata è di 10 milioni di euro. L'attività investigativa delle Fiamme Gialle, denominata China Market, è stata portata avanti attraverso controlli mirati ai caselli autostradali di Mogliano, Venezia Est e Roncade Meolo, dove ogni anno transitano oltre 5 milioni di veicoli, il 10% dei quali auto articolati provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica. L'Europa oramai è diventata un punto d'approdo di merci realizzate in Cina contraffatte o prive delle dichiarazioni di conformità UE.
Successivamente questi prodotti vengono introdotti legalmente in Italia attraverso i valichi di confine con la Slovenia delle province di Trieste, Udine e Gorizia, per poi essere commercializzati nei cosiddetti China Market. Per questo i finanzieri hanno perquisito le sedi di diverse aziende nelle province di Roma, Napoli, Salerno, Bari e Taranto. Il bilancio finale dell'operazione parla anche di 31 persone di nazionalità diverse denunciate per vari reati che vanno dall'introduzione nello Stato di prodotti contraffatti alla frode in commercio, alla posizione di segni industriali mendaci, ricettazione, distribuzione di prodotti pericolosi privi delle certificazioni di conformità e delle garanzie per la sicurezza dei consumatori. L'indagine si inserisce in una più ampia strategia di intervento che il Comando regionale Veneto della Guardia di Finanza sta da tempo portando avanti per intercettare e contrastare una serie di fenomeni illeciti collegati tra loro, messi in atto da cittadini stranieri ai danni dell'economia nazionale e degli operatori rispettosi delle regole del mercato. E poi un drammatico infortunio sul lavoro poco dopo le 13.30 a Pederobba, presso una ditta che si occupa di ponteggi e montacarichi. L'elicottero del SUEM ha trasportato d'urgenza in ospedale un operaio caduto da 7 metri per cause in fase di accertamento. Sul posto lo Spisal. Le condizioni dell'uomo sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Adesso l'aggiornamento del Covid. Vediamo subito il bollettino regionale della sera. 2.344 nuovi contagi in Veneto nelle ultime ore, si sommano a quelli del bollettino delle 17 di ieri, di stamattina, delle 8 di stamattina, per un totale di 4.419 nuovi casi positivi in Veneto. A Treviso 496 nelle ultime ore, 779 nelle ultime 24 ore. Tutto questo proprio mentre il rapporto settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità indica che ci sono 5 regioni che sono classificate a rischio alto di contagio. Tra queste c'è anche il Veneto, sono Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, appunto Veneto ed Emilia-Romagna. Questo è il monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Restiamo comunque gialli perché l'indice R Conti è basso, l'ha spiegato oggi anche, sta scendendo, l'ha spiegato oggi anche Zaia, ma secondo il Ministero, secondo il rapporto del Ministero, il Veneto rientra tra 5 regioni con rischio di contagio alto. E allora proprio anche per parlare di parametri univoci da usare per tutte le regioni, oggi il governatore Zaia ha fatto il punto della situazione e ha parlato di una lettera al Ministero. Il tema della valutazione che deve fare l'Istituto Superiore della Sanità, a nostro avviso, è quello di una valutazione con dati omogenei. Cioè nessuno fa delle illegalità o degli illeciti, ognuno sceglie il suo piano di sanità pubblica. Però non puoi paragonare la Ferrari con una 500. La metafora è servita ed è con questa che Zaia annuncia la nuova mossa della Regione, ovvero la lettera firmata dalla direttrice della prevenzione Francesca Russo, indirizzata a Ministero e Istituto Superiore di Sanità, con cui il Veneto chiede una volta per tutte criteri uniformi per il monitoraggio dell'epidemia. Basta quindi questa la richiesta, con dati assoluti che non tengono conto dei singoli piani di sanità pubblica. L'incidenza di positivi per Venezia deve prendere in considerazione il totale dei test molecolari e di quelli rapidi. Ci sono anche un po' delle discrepanze rispetto ai dati che vengono pubblicati, che considerano solo i molecolari, e invece i dati che al momento vengono mandati da alcune regioni che hanno sia il numero dei rapidi che il numero dei molecolari. Concetto che Zaia ribadisce tornando alla metafora di partenza, quella del Veneto Ferrari d'Italia. Non c'è nessuno in Italia che fa tutti i test rapidi che facciamo noi. E quindi anche la mole, la macchina dei test è impressionante, tant'è vero che noi facciamo numeri che alcune regioni riescono a fare in una settimana quello che noi facciamo in un giorno. Sullo sfondo il dilemma di ogni venerdì con l'attribuzione di fascia e il dibattito sull'indice principale, l'R Conti, che si posiziona a 0,92. Vi annuncio già che il nostro R Conti si abbassa ancora, va sotto l'1. Eccolo qui il grafico del nostro R Conti. Resta la pressione sugli ospedali, anche qui a macchia di leopardo, preoccupa per esempio Verona, sorprende Treviso. Treviso, fra l'altro, la provincia che scende di più in questo momento, se vi interessa, è quella che ha proprio la curva che in questi giorni sta avendo una curva che praticamente è a trampolino sui ricoveri. Attenzione che io non sto assolutamente minimizzando nulla, che sia chiaro, siamo preoccupati.
E allora il punto della situazione sui posti letto in più in rianimazione e anche sulle case di riposo sorvegliate speciali con l'ULSS 2. Su 52 case di riposo nella Marca sono 34 quelle che in questo momento hanno ospiti Covid, strutture che vengono attenzionate e monitorate. Il dialogo fra l'ULSS e i direttori è costante in modo da tenere la situazione sotto controllo. Chiaro che parliamo di persone fragili, quindi noi oggi abbiamo ricoverate in case di riposo, persone ospiti Covid che superiamo i 530-535 persone. Chiaramente che sono persone fragili che hanno bisogno di essere, supportate. La task force con i medici specialisti quotidianamente si reca nelle varie strutture per valutare le condizioni degli ospiti. Attualmente sorvegliate speciali per il numero consistente di anziani positivi sono 2 case di riposo. Abbiamo situazioni come la casa di soggiorno Divina Provvidenza di Santa Lucia di Piave che stiamo attenzionando, ma anche la casa di riposo Guizzo Marseille che è di Volpago del Montello. Stiamo lavorando insieme, abbiamo isolato i negativi dai positivi, molti di questi sono per fortuna asintomatici, per cui la situazione è sotto controllo. Non solo, ma sul fronte terapie intensive la Marca si è già preparata per avere posti in più nelle rianimazioni. Oggi siamo in una situazione costante di ricovero in terapia intensiva, 40-42 persone in tutta l'ULSS. Però è una situazione che va monitorata per evitare che schizzi sopra e poi ci possa creare dei problemi. Ecco perché vogliamo aprire e tenere pronti, come abbiamo, dei posti di terapia intensiva liberi in modo tale da tenerci pronti in caso di qualsiasi tipo di evenienza. I contagi continuano ad essere alti, tanti tamponi ma anche numerosi positivi. L'ULSS 2 Marca Trevigiana è pronta ad affrontare eventuali ulteriori emergenze. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare della guerra sul turismo. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Le tensioni forti dell'ultima settimana tra Comune di Treviso e Camera di Commercio sulla gestione del turismo sono deflagrate. Oggi pomeriggio saltata la cabina di regia dell'OGD. Nemmeno il tempo di sedersi, seppure virtualmente, attorno a un tavolo che la seduta è stata sospesa. Dopo giorni di polemiche è finita in gloria la riunione della cabina di regia dell'OGD, l'organizzazione di gestione della destinazione turistica, organismo istituito con legge regionale deputato a fare sintesi tra pubblico e privato. Sintesi che stavolta è venuta meno dopo lo scontro tra Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio e della stessa OGD, e Mario Conte, sindaco del comune capoluogo. A creare una frattura la bocciatura di Pozza nei confronti della politica turistica di Casugana, anche alla luce del rilancio della Fondazione Mazzotti. Per Pozza né più né meno di un doppione anche rispetto allo stesso OGD di cui Treviso fa parte. Bocciatura finita sulla stampa e definita dal primo cittadino come una pugnalata alle spalle. Tensioni deflagrate nel pomeriggio e che hanno spinto Stefano Marcon, presidente della provincia e del tavolo di confronto interno all'OGD, a chiedere la sospensione della cabina di regia dopo aver sentito i sindaci. Non piacciono le polemiche sui giornali, non è il modo per affrontare i problemi. Io penso che sia più opportuno che ci si fermi un attimo e si capisca dove dobbiamo tutti andare per il meglio della provincia di Treviso. Nel tardo pomeriggio arriva anche la nota dell'ente camerale con lo stesso Pozza che rilancia e dice di aver inviato una lettera al sindaco Conte in data 20 novembre con elencati tutti i punti critici, una lettera non personale ma a nome di tutte le categorie economiche. Lo scontro a questo punto non sembra più tra Mario Pozza e Mario Conte ma tra le diverse anime del mondo turistico trevigiano. Vedremo cosa accadrà. Intanto il Comune di Treviso ha esteso l'ordinanza antismog attualmente in vigore fino al 31 marzo 2021. Nessuna variazione per l'ordinanza antismog che avrebbe previsto misure più restrittive e ulteriori divieti per la circolazione dei veicoli. Le misure previste dalla suddivisione in fasce di rischio da polveri sottili restano invariate. Noi siamo riusciti, grazie al nostro intervento, di dare un supporto all'assessore Bottacin, che si è fatto promotore della richiesta dei comuni capoluoghi e anche della regione di estendere l'attuale ordinanza antismog anche per la prima parte del 2021, differentemente da quello che era previsto, in quanto ci sarebbe stato un peggioramento delle condizioni e un aumento dagli Euro 3 agli Euro 4 diesel nell'ordinanza antismog. In sostanza, le misure adottate per limitare gli effetti dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico stradale, al momento in vigore,
e restano così fino al 31 marzo 2021. In virtù del fatto che restrizioni all'utilizzo delle automobili contenute previste nell'accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria camminano di pari passo con l'invito ad usare i mezzi pubblici, cosa che risulta in tempo di coronavirus anacronistica rispetto alle limitazioni relative al virus sulla capienza degli autobus. Esistono 3 fasce come le attuali, verde, arancio e rosso, in cui a seconda degli sforamenti il Comune cambia il suo status di ordinanza, ma se fosse passata la variazione che era prevista precedentemente sarebbe stata molto peggiorativa, quindi tutti gli Euro 4 diesel immediatamente sarebbero stati coinvolti anche nella fascia verde. Manterremo l'attuale ordinanza antismog e quindi nella fascia verde saranno coinvolti fino agli Euro 3 diesel e anche gli Euro 3 diesel commerciali. Intanto sul fronte invece degli eco-vandali, la lotta del Comune di Treviso e della Polizia Locale si arricchisce di un nuovo tassello. Presso i condomini dove ci sono abbandoni frequenti abbiamo appeso i verbali, ovviamente con la privacy rispettata, in quanto tutti i dati vengono occultati. Quindi sono delle maniere un po' forti, però di fronte a continui abbandoni abbiamo deciso di adottare misure altrettanto forti. Contro l'abbandono selvaggio di rifiuti è partita la singolare campagna di sensibilizzazione della Polizia Locale di Treviso, che ha deciso, in accordo con gli amministratori condominiali, di affiggere nelle bacheche delle palazzine dove risiedono i cosiddetti eco-vandali i verbali delle sanzioni fatte. Sono 3 condomini che registrano questi più frequenti abbandoni. Abbiamo iniziato in via Pisa, continueremo in vicolo Caposilio e continueremo laddove registreremo i maggiori e frequenti abbandoni. Anche negli ultimi 2 giorni sono stati elevati 5 verbali da 400 euro. Complessivamente in un anno sono state 55 le persone sanzionate per l'abbandono di rifiuti, tutte pizzicate dall'obiettivo delle telecamere che mostrano il diverso modo di agire degli ecovandali. C'è chi scende dalla macchina e effettivamente abbandona i rifiuti, c'è chi si fa aiutare ad esempio anche da parenti, da figli. Qualcuno va avanti, fa da palo e dà il via libera per il deposito di questi rifiuti. Comportamenti che non sono sfuggiti però alla videosorveglianza mobile, fondamentale nel contrastare questo fenomeno e che verrà ulteriormente implementata. Nelle prossime settimane avremo ulteriori telecamere mobili, 3 le installeremo addirittura la settimana prossima. Vigilio Biscaro è la nuova guida dello SPI CGIL di Treviso, il sindacato dei pensionati, raccoglie il testimone da Paolino Barbiero e pone subito gli obiettivi futuri. Con gli enti amministrativi, parlo degli enti locali, ma anche con le ULS, ma anche con le associazioni dei comuni, una sperimentazione di accordo sulla rigenerazione delle parti sia industriali dismesse ma anche urbane che meritano di essere rivitalizzate per arrivare ad una vita sociale più buona di quella che noi abbiamo. Poi le politiche di genere, la contrattazione sociale e gli obiettivi di Vigilio Biscaro. Ne ho letto all'unanimità alla segreteria provinciale SPI CGIL con la presenza del segretario nazionale dello SPI Ivan Pedretti. Classe 1952, trevigiano doc, residente a Villorba, vanta un lungo corso sindacale a partire dagli anni '80 come componente del Consiglio di Fabbrica, poi segretario provinciale della Filis CGIL, segretario della FIOM Destra Piave e membro del direttivo nazionale per passare alla Fillea CGIL fino al pensionamento. A Biscaro il compito di guidare il sindacato dei pensionati nel segno della continuità con il suo predecessore Paolino Barbiero, militante storico nel sindacato della Marca. Alla FIOM, poi alla segreteria confederale, conclude il mandato dopo 8 anni da leader dei pensionati. Le più grandi iniziative che voglio ricordare sono quelle collegate alla contrattazione sociale, dove abbiamo ridotto le tasse ai redditi più bassi, abbiamo fatto sì che i comuni guardassero con più attenzione ai bisogni degli anziani e delle famiglie più deboli. Neanche nella Marca da ieri l'eco del cordoglio per la morte del campionissimo Paolo Rossi. Domani a Vicenza in Duomo i funerali alle 10:30, oggi la Camera Ardente al Menti. Allora facciamo un salto proprio al Menti di Vicenza in questo pomeriggio. In questo momento sono molto emozionato perché
il calcio è arte, è arte. Sì, l'ha fatta proprio lì dove c'è la tenda, no? Che sono usciti, come vede, si vede la tribuna, vede le Vicenza, no? Con Gianni Rivera. No? Io avevo 21 anni, nell'82 avevo 21 anni, quindi avevo giocato prima, quindi avevo 20 anni, ero sempre in curva anch'io, giovane, e me lo ricordo, mi ricordo tutte le partite, mi ricordo tutti i gol che ha fatto, mi ricordo come fosse oggi. Quando si è sposato abbiamo buttato, io e un mio amico Vladimiro di Verona, 5.000 garofani nel cielo di Vicenza con un aereo, con i confetti. Paolo Rossi, io ho visto una delle più belle partite di tutti i tempi, Vicenza-Torino, 2-2, che il Torino era un grande Torino con Pulici e Graziani, però il Vicenza aveva Paolo Rossi. Questa qui è una foto che abbiamo fatto dietro a quella tribuna, che c'è il campo di allenamento, come li vedi, no? Di là, che aveva la gamba ingessata Paolo, e questo è Gibi Fabri, una foto storica molto bella che io tengo nel cuore. Finito, basta, purtroppo Paolo è lì, noi siamo qui e ho pianto dalla notte, pazienza. Questa è casa sua, questa è veramente casa sua e sarà sempre casa sua e sarà sempre là, sotto quella curva ad esultare. Tantissimi tifosi, anche trevigiani, giunti oggi al Menti. Adesso torniamo a Treviso, a Villorba, l'importante traguardo per la signora Amelia Volpato, che nei giorni scorsi ha compiuto 100 anni, attorniata dai suoi familiari, ovviamente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. A festeggiarla sono stati la figlia, i 2 nipoti e i 4 pronipoti. Amelia vive a Sant'Angelo e si diletta ancora ai fornelli, non sta mai ferma. L'altruismo, dice, la sua dote principale, raccontano i nipoti. Tanti quindi auguri alla signora Amelia Volpato. Adesso invece vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore, come sempre al Venerdicolo, in generale Ianicelli. La depressione, che è stata causa dell'ondata forte di maltempo dei giorni scorsi, ora si va attenuando, però in qualche modo rimane ancora attiva, anche se in modo molto più debole, quindi fa ancora sentire marginalmente i propri effetti. Comunque l'anticiclone, l'alta pressione tende ad apportarsi su di noi, questo porterà a un miglioramento naturalmente, quindi prevediamo un fine settimana tutto sommato passabile per la stagione ormai invernale. Prevediamo per sabato infatti inizialmente un cielo nuvoloso, poi un'attenuazione della nuvosità e quindi dei spazi di sereno, e così per domenica una velatura del cielo e poi dei rasserenamenti, una velatura del cielo che ci accompagnerà in parte anche per i primi giorni fino a giovedì della prossima settimana, e questo per effetto delle nebbie e delle foschie dovute al terreno intrisa d'acqua, per effetto appunto delle piogge abbondantissime. Abbiamo poi fine prossima settimana un peggioramento, la cui entità ancora non riusciamo a vederla, comunque ci sarà un peggioramento. Intanto in questi 2 prossimi giorni i venti saranno deboli, di direzione variabile, le temperature intorno a 3-4 gradi le minime, le massime intorno a 8, 9, 10 gradi, però già da domenica i rasserenamenti anche notturni porteranno un abbassamento sensibile delle minime, si avvicineranno ai 0 gradi in pianura e le massime sempre a 8, 9, 10 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. E noi col maltempo ripartiamo con le notizie dal Bellunese. L'emergenza si sta esaurendo, ma ci sono ancora molti uomini e operatori al lavoro per mettere in sicurezza un territorio ferito gravemente. Ci sono volute le guide del soccorso alpino di Belluno per consentire ai tecnici di Enel di mettere in sicurezza la linea di media tensione tra Rabba e Passo Campolongo, uno snodo cruciale per l'Alto Agordino che rifornisce tra gli altri anche il centro meteorologico di Araba e numerosi ripetitori telefonici. Questa una delle tante task force ancora impegnate in un bellunese letteralmente travolto da uno spesso manto bianco e dove i vigili del fuoco stanno operando ininterrottamente da una settimana. In poco meno di 7 giorni 800 gli interventi a fronte di oltre 1000 chiamate
chiamate a monitorare la situazione dall'alto è l'elicottero Drago 81. Drago che continua a sorvolare tutte le aree a rischio valanghe, in particolare quelle spogliate dagli alberi dopo Vaia. Ruspe, pale e mini escavatori sono arrivati dai comandi di Verona, Padova, Treviso e Udine. Vigili volontari continuano a garantire il trasporto di generatori per l'energia elettrica in Val di Zoldo, isolata dalla frana caduta sulla strada principale, arteria sulla quale sta operando senza sosta Veneto Strade, che si dà una precisa tempistica. Riusciremo a liberare la strada con un'unica corsia, spero prima di Natale, è quello che vogliamo fare, e poi andremo anche verso fine gennaio, perché sono per riaprire la strada in sicurezza, perché sono necessari importanti interventi sul versante di frana. L'emergenza quindi è finita solo formalmente, resta un territorio da rimettere ancora una volta in piedi. Poi c'è la montagna, l'economia di montagna. Per noi la montagna è la vita, è lo slogan della manifestazione prevista domani sera alle 18 a Cortina d'Ampezzo per sensibilizzare il governo Conte sui danni all'economia causati dalla DPCM. Dalle 17.30 confluiranno in piazza le categorie economiche e poi si disporranno lungo l'isola pedonale di Corso Italia per una passeggiata di 1 chilometro. Per lanciare questa iniziativa è stato postato un video su Facebook, vediamolo. Questi sono i nostri ragazzi, il nostro futuro, la montagna vuole essere ascoltata. Cameriera dei piani. Addetto all'ospitalità. Agente immobiliare. Commessa. Barista. Pilota di autobus. Artigiano. Guida alpina. Noleggiatore di sci. Tassista e noleggio con conducente. Farmacista. Lavapiatti. Rifugista. Maestra di sci. Cameriere. Impiantista e gattista. Questi volti e le voci di chi sarà in piazza domani sera. Adesso invece il blitz della questura che ha arrestato in Germania, grazie all'Interpol, un 25enne che spacciava i minorenni nella zona del Feltrino ed era un richiedente asilo. Omar Quintè è un soggetto gambiano, del Gambia, di 25 anni. E Omar Quintè è stato arrestato dalla polizia tedesca il 2 dicembre sulla base di un nostro mandato d'arresto europeo. Il giovane gambiano era già nel mirino a seguito di un'indagine per stupefacenti effettuata dalla squadra mobile di Belluno. Lui, arrivato da Lampedusa a Feltre come richiedente asilo nel 2015, aveva avviato assieme ad altri connazionali un mercato di vendita di marijuana e hashish al parco Boscaritz, coinvolgendo una rete di pusher. L'indagine aveva portato all'emissione di un'ordinanza cautelare in carcere nel 2017, ma nel frattempo l'uomo era fuggito. Grazie a tracce sui social network è stato possibile risalire al ricercato e circoscrivere un'area della città di Stoccarda vicino all'aeroporto come luogo frequentato dall'uomo. Il tutto è stato possibile grazie al progetto Wanted e l'inserimento nel portale di Schengen ha permesso di attivare il servizio per la cooperazione internazionale di polizia che ha sollecitato le forze dell'ordine tedesche nelle ricerche del soggetto rintracciato e arrestato. Ora è in carcere in Germania in attesa di essere consegnato alle forze dell'ordine italiane. È tutto, le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo. Si attenua l'influenza sul nostro territorio della circolazione ciclonica che ha causato un tempo instabile per diversi giorni, torna a salire la pressione atmosferica. La situazione nel dettaglio.
Sul Veneto nella giornata di sabato 12 dicembre il cielo risulterà molto nuvoloso con copertura più compatta a inizio giornata e con maggiori schiarite soleggiate invece in seguito, salvo in alcune zone di pianura dove potrebbero persistere nubi basse e anche foschie. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi compresi invece tra i 5 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto in mattinata, addensamenti però in dissolvimento con il passare delle ore e con più sole. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 7-10 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, nubi basse e nebbie, localmente saranno anche fitte, qualche raggio di sole invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 4-5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.